Un nuovo alleato oggi si insedia per l'Associazione per il Patrimonio delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene. Quale sarà il suo ruolo? Beh, direi che il comitato scientifico è la condizione sine qua non per andare verso la costruzione di quello che è il piano di gestione. Diciamo i cittadini che ovviamente tutti i siti UNESCO hanno un piano di gestione. Il piano di gestione è definire bene quali sono le linee di sviluppo e di investimento nel territorio. La Regione conferma non solo di continuare ad essere il promotore di questo sito, di averlo sostenuto fin dall'inizio, visto considerato che la pratica l'ho portata io 10 anni fa, ma anche di sostenerlo in futuro in considerazione del fatto che è un sito che potrà assolutamente mutuare buone pratiche e essere uno dei siti più visitati a livello internazionale. Oggi abbiamo titolo a richiederlo, visto e considerato che i siti UNESCO non è che si trovano in tutte le vie di tutti i paesi, è difficile, noi ci abbiamo messo 10 anni a portare a casa il paesaggio viticolo, diciamo, riconosciuto come patrimonio dell'umanità unico a livello internazionale, e ricordo ai cittadini che nel nostro club UNESCO ci sono le piramidi, le cascate del Niagara, il Grand Canyon e poi c'è il Prosecco, oltre a molti altri siti. Guardi, io ho fatto l'esempio di Pantelleria. Pantelleria hanno fatto così, hanno preso questi micro casolari, come ce li abbiamo noi, perché l'azienda agricola media è di 1,13 ettari di superficie, nella core zone. Hanno preso questi piccoli casolari, li hanno restaurati, rivitalizzati, sono diventati poi delle piccole opere d'arte, andatele a vedere sul sito, scrivete Damuso Pantelleria e vedrete cosa appare, e ognuno di questi piccoli casolari di 20, 30, 40 metri quadrati, che erano d'appoggio per l'agricoltore, sono diventati dei piccoli micro resort per i turisti e sono ricercatissimi. Sì, oggi ufficialmente abbiamo investito, diciamo, il nostro comitato scientifico del ruolo che dovrà avere, che è quello di un coordinamento e di un indirizzo strategico di quelli che saranno poi i piani di azione che vorremmo mettere in atto nei prossimi mesi, proprio per dare compimento a quello che sarà il piano di gestione del sito UNESCO. È indiscutibile che dobbiamo cercare di valorizzare quello che abbiamo, che dobbiamo partire dalla ruralità, perché l'elemento strategico di questa area non dobbiamo dimenticarlo, è proprio la sua caratteristica paesaggistica, e questo ci rende l'unicum che sono le colline di Conegliano e Valdobbiadene nel panorama mondiale dell'UNESCO. E il Presidente l'ha detto bene, non dobbiamo essere dietro i fratelli minori della zona dello Champagne eccetera, ma dobbiamo proprio far vedere al mondo che ci siamo e che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono una chicca, sono un gioiello che va valorizzato in tutti i modi attraverso la condivisione con il territorio e con chi quel territorio lo vive ogni giorno e lo rende il gioiello che è. Sito UNESCO che, è bene ricordare, è il sito sì della valorizzazione vitivinicola del Prosecco, però è il sito che conserva i segni del lavoro dell'uomo che per secoli ha saputo mantenere il paesaggio. D'altro canto è un paesaggio che è stato ben raccontato dalla pittura veneta del Cinquecento e oggi, tranne qualche smagliatura, girando si ritrovano proprio quello che c'è dietro le Madonne di Cima da Conegliano. E quindi questo patrimonio è un patrimonio da preservare. Il piano di gestione sarà l'elemento operativo di tutto quello che è scritto nel dossier, che ci ha permesso di diventare l'8° sito UNESCO del Veneto. Come ha detto questa mattina il Presidente Zaia durante la presentazione anche del Comitato Scientifico, questo è un patrimonio UNESCO che deve essere conosciuto anche alle comunità locali. Le comunità locali devono far parte di questo progetto e devono essere coinvolte già in prima battuta, e quindi inizieremo già a fine mese con un incontro con tutti i sindaci dove andremo a spiegare quelli che sono i nostri progetti come associazione, e coinvolgeremo i sindaci proprio per queste nostre nuove iniziative, in modo da poter far sentire sia i sindaci, le amministrazioni comunali e le comunità locali vicini a questo nuovo progetto di rinascita di questo territorio. Devo dire veramente soddisfatto, perché ho avuto modo, non conoscevo a fondo questi personaggi del comitato scientifico, e ho avuto modo di sentire degli interventi veramente di valore e soprattutto mi è piaciuto, credo sia un professore universitario, ex assessore di Venezia, il professor Miceli, che ha sottolineato molto l'aspetto umano delle persone che abitano il territorio e la sostenibilità praticabile, come diceva lui, che coinvolga l'aspetto umano. Veramente interessanti i loro interventi.